quasi 18.000 abitanti del Lido hanno subito in questi anni, mi limito solo agli ultimi 10 anni, ma la cosa data da prima, con disattenzioni di chi ha governato la città e con disattenzioni anche di un consiglio di quartiere messo in una situazione di subalternità rispetto ad altri, che oggi non possiamo più permetterci. Allora, elenco una serie di operazioni dentro le quali le sconfitte sono brucianti. All'epoca della invenzione tragica del nuovo Palazzo del Lido, io ero in consiglio di amministrazione della Biennale e votai contro, con il presidente e il sindaco, che era l'altro, che mi guardavano con un'aria di insufficienza dicendo: ma come? C'è bisogno assolutamente, il sindaco ebbe a dire questa parola, se non si fa un nuovo palazzo il Festival del Cinema è finito, che è una proposizione tanto in politica quanto minoritaria, soprattutto perché in quel momento Roma stava lanciando gli strali di organizzare un suo nuovo episodio. Mentre invece le cose più corrette erano quelle di mettere mano alla identità del sito nel quale si trova il palazzo, rivederne realmente con un progetto, non quello che è stato fatto adesso, che è un belletto, lo ricordava prima Montanaro, anche se ha ingrandito un po' la sala e lo schermo l'ha ingrandito più di quanto lui abbia detto, ha ingrandito 2,20 m, ma insomma il problema non è questo, il problema è che si poteva benissimo mettere mano alla restituzione di un restauro del Palazzo del Cinema ingrandito senza bisogno di cacciarsi nella contraddizione della costruzione del nuovo palazzo. C'era il Casinò e nello stesso tempo non si sarebbe messo mano alla distruzione di quel nodo di verde che ancora oggi noi rimpiangiamo. Volevo solo ricordare che l'operazione nasceva con una leggerezza amministrativa, perché in quel momento primo fare un concorso che mi sembrava una sciocchezza, e anche lì io ebbi a dire che era una sciocchezza, poi il progetto di per sé non mi è mai piaciuto, l'ho detto pubblicamente, questa specie di mamozio che sta lì fuori, che cozza proprio con la qualità, diciamocelo, perché si dice sempre che le architetture degli anni del fascismo sono architetture di archi e colonne, ci sono delle cose che hanno una qualità ancora. Io fatto adesso un lavoro per la città di Latina, dove le architetture fatte negli anni 1936-37 sono fatte dai migliori architetti di quegli anni, ai quali fu mostrata all'epoca molta attenzione, e solo adesso la critica li sta recuperando. Ecco, il Palazzo del Cinema nel suo progetto originario era un progetto di grande qualità che poteva benissimo essere ripreso, si rigrandiva la sala, si dava un ruolo al Casinò, perché le domande erano: ma che cosa, c'è bisogno di spazi per le conferenze stampa, per fare altre sale, per fare altre riunioni, e c'è lì questo convitato di pietra che è il Casinò, e si metteva mano anche al Casinò con i soldi previsti. Ma vorrei sottolineare questo fatto: si fa il concorso che già costa 20 milioni perché bisognava pagare tutti quanti gli architetti, i rilievi e quant'altro. Mi chiedo, quando furono fatti i rilievi, non furono fatti i rilievi in profondità per capire che esisteva o meno il vecchio forte austriaco e che esistevano tutte quante le strutture di amianto che poi abbiamo trovato dopo? Allora una domanda la farei. Però il progetto generale veniva a costare circa 118 milioni. L'allora ministro Rutelli, che era ministro della cultura, promise che nella legge finanziaria per 3 anni di seguito avrebbe dato 20 milioni all'anno per complessivi 60 milioni. Il primo anno, che era ancora ministro, non li ha dati, l'anno dopo è cambiato il governo, quindi 60 milioni che dovevano arrivare dal Ministero della Cultura non sono arrivati. Il Comune aveva dichiarato che avrebbe dato dei soldi con la vendita dell'ospedale al mare, e la clausola della vendita dell'ospedale prevede proprio questo, che se l'area viene venduta a un prezzo maggiore di quello che è stato venduto attualmente, tutto quello che c'è in più passa per costruire il Palazzo del Cinema. La Biennale poi metteva una chicca di 4 milioni. Tutto questo non è avvenuto, e ci siamo trovati di fronte a che cosa? A un'operazione che ha visto i progettisti del palazzo ridurre della metà il progetto iniziale, quindi darci soltanto una sala e non tutto quello che avevano promesso, ammesso che la cosa poteva andare bene e poteva essere portata avanti.
E nello stesso tempo tutte quante le cose che sono venute fuori erano tutte cose prevedibili, ma la cosa che più mi dà preoccupazione è che proprio per questa motivazione è stata distrutta completamente la sanità del Lido, e questo è un punto sul quale 18.000 abitanti non possono più dire tutto ciò. E mentre avvenivano queste operazioni, dove si doveva essere o lo stesso presidente della Biennale o un assessore del comune che seguiva direttamente tutta la questione del palazzo, e invece si nomina un commissario, già prima cosa sulla quale io ebbi a scrivere in quella occasione: dissi, qui non c'è bisogno di un commissario, c'è bisogno di un attento amministratore, magari preso dalla stessa municipalità del Lido che segue le cose, o un qualcuno che è nel consiglio della Biennale che segue direttamente perché è interessato il palazzo, o un qualcuno che lavora al comune con responsabilità precise. Passò questa linea, e qui ci dobbiamo chiedere alcune cose. Si fanno delle cose a Venezia negli ultimi anni dove uno si ribella, cerca di trovare uno spazio come questo politico di azione nel quale poi ci debbano essere delle ricadute, scrive degli articoli e poi non succede mai niente. Io ho scritto 2 articoli contro questi terrificanti pontili che ci hanno rifilato. Ma non solo questi del Lido, l'hotel Panorama credo che si debba chiamare Hotel Belpontile, perché non si vede più niente di quello che c'era alle spalle, ma soprattutto il pontile che c'è alla fine di Calle Vallaresso, quando si arriva, non lascia vedere più nulla di una delle più interessanti prospettive storiche. Non siamo in un comune privo di storia, c'è questo oggetto luminescente che non ci fa vedere i giardinetti reali, la biblioteca Marciana, il Palazzo Ducale e questa bellissima prospettiva che va verso l'Arsenale di Giardini. Quando ho scritto queste cose, che mi ha risposto il direttore della CTV, che sono sorpreso che il rettore dell'Università di Venezia parli conto dei progetti fatti da gente che si è laureata nella sua università. E allora io, che non avevo voglia di fare polemiche, fui costretto quella volta a rispondergli e gli scrissi: nell'università che insegniamo come si può fare una buona architettura, ma anche come si inserisce correttamente nel contesto, e mai come in questo caso nel contesto non è stata inserita. E lì fui un po' saccente, qui non mi pento, ma insomma la dico. Gli consigliai di leggere la storia di Venezia nell'Ottocento a pagina 141, dove sono pubblicati i progetti di Torres, che è quell'architetto che ha fatto diverse ville Liberty a Venezia e a Lido, e che è quello che aveva progettato quei pontili che ancora noi vediamo nel 1939, che reggono, colloquiano con la città, non ne alterano il profilo. A questa cosa poi non c'è stata più nessuna risposta. Ma dico questo perché quando facciamo delle battaglie, ed è la terza volta che vengo qui, poi che cosa succede? Nessuno ci viene dietro. E allora capisco, ho sentito prima una voce: cambiamo chi ci governa. Mobilitiamoci a che per le prossime volte si cambi realmente chi ci governa. Torno alle vicende precedenti. Allora, quando io dissi che era inutile fare il nuovo Palazzo del Cinema, ebbi anche a dire che era inutile eliminare quel polmone di verde a cui tutti i lidensi erano affezionati e che dava un senso di appartenenza anche quando si svolgeva la mostra, perché aveva un'ariosità e quant'altro. Al punto in cui siamo, non ci sono soldi, diciamocelo, non c'è commissario che tenga, perché ci ha messo lui in queste condizioni. Non ci sono soldi, non c'è la possibilità di andare avanti, c'è ancora da ripulire tutto quanto il foro che c'è lì dentro, perché c'è tutto l'amianto. Perché, viva Dio, non lo chiudiamo finalmente e non facciamo un progetto, vogliamo chiamare un paesaggista perché vanno di moda, ma basterebbe un bravo giardiniere e 2 geometri che sistemano tutto, e si ricostruisce quella identità di quel sito, che anche oggi ci dà una serie di contraddizioni. Se uno passa in macchina nel pullman, a volte deve stare un minuto ad aspettare che il semaforo passi, quindi non è solo la contraddizione del periodo preciso. Però queste cose noi dobbiamo prendere coraggio e cominciare a dirle. Mi chiedo ancora oggi perché gli sono stati allargati i poteri, che hanno diminuito assolutamente la capacità decisionale del Consiglio di quartiere. Hanno tolto al Comune la possibilità di fare un piano urbanistico del Lido con la destinazione d'uso delle varie parti del Lido stesso,
e si sono dati dei poteri assurdi ad una persona che ha poi tenuto bordone a quanto stava avvenendo da una serie di operazioni speculative che stanno davanti agli occhi di tutti, perché il Lido sta cambiando. Mi dovete spiegare, insomma, la trasformazione completa degli alberghi di Venezia, che cambieranno quella che era la immagine storica del Lido stesso. Insomma, se l'Hotel des Bains diventa un'altra cosa, perde significato, oltre ad avere le ricadute speculative alle quali si riferiva prima Lier. Però su questo nessuno tace, e il commissario straordinario è andato avanti. In seconda battuta, ci sono tutta una serie di cose che pesano sul fatto che si sta distruggendo l'identità di chi ama questa zona, perché quando si parla con qualcuno del Lido, è qualcuno che vive il suo rapporto con Venezia, ma ama questa città in tutta la sua articolazione e vuole farne salve proprio i maggiori segni che la contraddistinguono. Mi devono tutto spiegare. Per fortuna sembra che non ci siano i finanziamenti, ma il Parco delle Rose era un'altra delle contraddizioni verso la quale ci si stava avviando, e spero che sia fermata. Per tacere della trasformazione della zona della Fontaine, che francamente chi si intende un po' di architettura resta gli si rizzano i capelli a vederla come è stata distrutta e trasformata. Dietro ci sono dei cottage mezzo alpini e mezzo campestri che non c'entrano niente con la realtà del Lido. Il restauro dell'edificio è stato fatto con una grossolanità alla quale in poco ci si occupa di restauro a dire finalmente qualche cosa. E su questo, insomma, da cittadini del Lido ci si sente come in una camicia di forza. Che cosa dobbiamo fare? Mobilitarci, abbiamo fatto dichiarazioni, abbiamo fatto documenti e quant'altro. E quindi, insomma, ora l'operazione che ha tentato, sta portando avanti la facoltà di architettura, è un'operazione che dice che una istituzione che negli ultimi anni si era un po' chiusa in se stessa si apre al territorio, così come si sta occupando di paesaggio veneto, cercando di identificare le caratteristiche del paesaggio veneto, si vuole occupare anche delle trasformazioni del Lido e dare un filo rosso che leghi quelle che possono essere le identità che dobbiamo costruire. E dentro queste identità ci sono elementi di paesaggio che qualificano il Lido come una delle strutture che ha un paesaggio storico e che va salvaguardato. Quella Darsena a cui si riferiva prima Liard, che si trova poi a essere costruita 1800 barche in una zona SIC di interesse comunitario, dentro una situazione nella quale invece, se si fosse riproposto un uso diverso della sanità, se si fosse proposta una qualità anche della ricettività ospedaliera e della ricettività in generale del modo di gestire la sanità, avrebbe dato a tutti quanti noi il senso di sentirsi cittadini dentro una struttura che ha un governo, perché in questo momento questa è la difficoltà che io avverto. Per cui ben venga una ricerca che nasce da un istituto universitario, ma se non si collega al dibattito politico, se non si collega alla necessità di dare a questa delle risposte e delle gambe, allora resta soltanto una esercitazione. Poche altre cose, insomma. Io credo che dobbiamo mobilitarci su questa ventilata idea che il commissario debba chiudere gli appalti. Deve chiudere tutti gli errori che sono stati fatti in precedenza, evidentemente. E dentro questo quadro io credo che la situazione del Lido, a partire dal Consiglio di quartiere, ma soprattutto il Comune, deve riappropriarsi lui delle scelte che si devono fare, e solo se si porta avanti questa linea ci sentiremo degnamente cittadini di una parte della città dentro la quale viviamo e che amiamo molto. E in buona pace di quello che ha detto Montanaro, quell'ingrandimento che è stato fatto della sala del Palazzo del Cinema, secondo me basta e avanza a quelle che sono le esigenze che ci sono e che vengono richieste. Attrezziamo il resto, insomma, e cerchiamo di attrezzare anche altre situazioni del Lido. Quando si va a Cannes non c'è soltanto il Palazzo del Cinema, ma lungo la Croisette ci sono una ventina di piccole sale cinematografiche, piccole, medie e grandi, che vengono utilizzate per le proiezioni continuamente. Noi siamo focalizzati su quell'area lì. Io anni fa avevo proposto che da Malamocco fino a San Nicolò nel chiostro si potevano fare proiezioni la sera
all'aperto. Nella piazza di San Nicolò si poteva fare altrettanto. È un servizio di autobus come c'è a Cannes, che continuamente vanno avanti e indietro questi filobus senza aspettare un quarto d'ora, 20 minuti. Girano e portano tutti gli spettatori che hanno voglia di sentirsi personaggi che seguono il cinema dentro la offerta multipla che è stata fatta. Questo rivitalizzerebbe anche tutta quanta l'asse del Lido che vada da San Nicolò fino a Malamocco ed oltre. Ecco, quindi il mio discorso non è un discorso che faccio da rettore, è un discorso politico. Dobbiamo ritrovare il gusto di ritrovare un'identità del Consiglio di quartiere che pesta i piedi e fa capire al Comune che deve fare e deve seguire un piano urbanistico che fa il Consiglio di quartiere. Lo so, perciò dobbiamo ricostruire le condizioni. Dobbiamo ricostruire le condizioni a che si possa fare politica nel Consiglio di quartiere e che queste idee vengano recepite come avviene in tutte le altre città da parte del Consiglio Comunale. Questo volevo dire e ringrazio l'elaborazione che è stata fatta, ma è un'elaborazione che se non casca dentro una sensibilità di tutti quanti i cittadini che fanno proprie le scelte che stanno per avvenire, resterebbe isolata. Se si fa questo, io mi sentirò in prima linea, come ho fatto anche altre volte, venendo in tutte le iniziative che le società ambientaliste e le associazioni del Lido hanno portato avanti. Però vorrei sentirmi privo di questo senso di frustrazione. Dobbiamo trovare delle controparti precise che ci ascoltino e che mettano in linea quanto io ho cercato di dire così con una sorta di frammentarietà questa sera. Grazie. Bravo.